si vince facendo gol più degli avversari. L'obiettivo di Cagliari è cercare di fare massimo nelle partite rimanenti, poi non possiamo scegliersi avversari dove possiamo perdere, dove possiamo vincere, dobbiamo cercare di dare massimo in tutte le partite. Dopo la venta delle pagine di 30 secondi, come lavorare adesso negli spogliatoi? Siete cambiati? Sì, ho visto la squadra abbastanza tranquilla e fiduciosa, è normale che non basta, dobbiamo cercare di migliorare, di giocare insieme, sicuramente con Milan, che è vero che non è più Milan di Baresi, Van Basten, Gullit, però è sempre una squadra che individualmente ci è superiore e noi dovremo opporre l'organizzazione e tanto sacrificio. Mister, temi di più le singole individualità del Milan sono molto poche, come lei ha detto, o la voglia di riscatto di un ambiente che non è più di pareggi discutibili? Vabbè, io rispetto Milan per quello che è. È vero che in campionato non ha fatto cose molto positive, però è sempre una squadra che ha dei valori. È l'unica cosa che mi posso augurare, di non farli ritrovare contro di noi. Fisicamente qual è stata la squadra cioè Tonsa e Lecta per esempio hanno recuperato? Sì, i giocatori sono recuperati, quindi sono a disposizione, penso che non sono in pericolo di ricadute, quindi sono utilizzabili. Una settimana in più di lavoro con lei, di scambio, aiuterà anche la resistenza fisica durante la partita? Io ve lo auguro, perché poi il secondo tempo di sabato scorso non sembravamo tanto vivi e poi bisogna vedere se abbiamo giocato per mantenere il risultato o se ci sono finite le forze. L'Atalanta sarà l'unica squadra su cui ora pensate di fare la corsa? Noi giochiamo solo su di noi. Vabbè, molti se lo ricordano, anche se ci sono le pause che io non capisco che vogliono fare. Il problema è convincerli di essere convinti e fare una cosa che può aiutare alla squadra. No, volevo chiederle il suo parere a proposito della situazione del Bari. Se sta passando il campionato secondo lei? Per me dal punto di vista sportivo è il campionato irregolare. Dal punto di vista di nuovo di business è giusto che finisce il campionato. Cosa pensano di vedere la Roma al centro delle contestazioni in questo periodo, che conosce molto bene l'ambiente? Vabbè, a parte che a Roma si contesta ogni sconfitta, poi visto che la Roma non riesce
a vincere da tanto tempo, è normale che i tifosi non sono contenti, i tifosi a Roma sono molto attaccati alla propria squadra. Dal punto di vista della tattica della partita, il Milan sembra soffrire molto i ritmi alti, anche a Firenze l'anno scorso appena la Fiorentina ha accelerato è andata in difficoltà. Però il Milan è una squadra che dà il suo meglio di rimessa, specialmente di come la vedete dal punto di vista della tattica, anche l'abbinamento a quello che sono le caratteristiche dell'Italia? Vabbè, io ho visto pure la partita a Firenze, loro hanno cominciato bene, poi penso che sono finiti come noi con Empoli, nel senso che hanno subito. Bisogna vedere chi dura di più delle due. Ma lei che partita si aspetta? Che tipo di partita si aspetta? Ma io penso alla mia squadra, a cercare di fare il nostro e, ripeto, noi penso che dei riferimenti Milan ce li dà e poi bisogna vedere se riusciamo a aiutarci e lavorare tutti insieme. Se non ci riusciamo a giocare uno contro uno stiamo perdendo. Mister, Pisano è pronto per sostituire Balzano? C'è anche Pisano con noi, quindi. Poi le valutazioni e le scelte ce l'ho un po' in testa, però non definitive. All'andata fu un grande Cagliari che a un certo punto ha giocato anche a ritmi molto alti con il Milan, del gol che ha fallito all'ultimo istante. Può ripetere questa partita? Anche a San Siro? Io vorrei, Sì, al di là di questo, intendo, è un Milan diverso rispetto, perché comunque in testa adesso anche le difficoltà c'è Inzaghi che è sempre sulla graticola. vabbè, ma io penso che quando c'è la partita che si gioca è lo stesso se Inzaghi su graticola o se è avanti è facile, è contento. Sono tutte e due squadre che cercheranno di fare, noi per un motivo, loro per l'altro. Gio Pedro è un giocatore che intanto provoca qualche impulsivo, però c'è sempre, è il giocatore che ha fatto più gol del Cagliari insieme a Sao, Verana, Hector. Che tipo di giocatore è? E quanto lo ritieni importante nel centrocampo del Cagliari? Vabbè, è un giocatore che per me è cresciuto da quando è arrivato qua. L'importante è che lui si rende conto che gioca in una squadra che trova il suo ruolo definitivo, perché non ce l'aveva praticamente, che poteva fare esterno, che poteva fare interno a destra e a sinistra. E cercare di sfruttare quelle doti che ha. Visto che c'ha il tiro, se lo prepara anche bene, bisogna cercare di metterlo in condizione di poterselo preparare. Per me è un mezzo sinistro con qualche difficoltà in fase difensiva. Visto che in settimana abbiamo anche pensato, anche provato Cosu nel Tridente, cosa le potrebbe dare di più o di diverso rispetto magari a un Farias? È più tattico, nel senso lui riesce a sacrificarsi anche in fase difensiva, è vero che poi non c'ha nei ultimi 16 metri quello che ha Farias, anche se Farias ha spesso sbagliato, però è arrivato anche spesso. Cosu ha sbagliato di meno perché ci è arrivato di meno. A posto ragazzi? Chi gioca quindi? Eh? Chi gioca? Chi gioca?